Questa sera siamo a Castello Roganzuolo, frazione del comune di San Fior, per documentare la bella tradizione di San Nicolò che in questo momento è tra i bambini, nelle famiglie. È stata una bella iniziativa del gruppo di genitori delle scuole del paese per dare un momento anche di tranquillità, di positività ai bambini, per non pensare a questa emergenza Covid e per farli divertire. Noi siamo dei genitori dell'asilo, delle elementari, delle medie, che portiamo avanti questa tradizione da anni, insomma. Quanti anni sono prima che lo prendeste in mano voi? Più di 40 anni che questa tradizione va per questo paese, grazie a una signora che al tempo aveva iniziato, tramandato a tutti noi, ci è rimasto tutti nel cuore e abbiamo portato avanti sempre questa iniziativa, quindi noi è più da 20 anni, i genitori che si sono messi in atto da 3 anni, anche più forse. Ecco, spieghiamo anche la difficoltà di organizzare un'iniziativa come questa in un periodo particolare come quello dell'emergenza coronavirus. Perché non avete voluto bloccare questa iniziativa? Perché è un peccato, le cose vanno mantenute e vanno portate avanti anche se ci sono delle difficoltà. E l'importante anche per i bambini che in questo momento sono scombussolati col discorso, no, del distanziamento, con tutte le notizie brutte che arrivano dagli ospedali veneti, però loro hanno bisogno di festeggiare e anche di avere questi personaggi che li vengono a raggiungere nelle loro case. Sì, esatto, questo sicuramente, anche perché in questo periodo insomma gli è stato tolto abbastanza, per cui non si può togliere anche questo. Abbiamo delle norme, le rispettiamo senza nessun problema, però è una tradizione che si può fare, insomma, non vedo difficoltà. Il Covid non ha fermato San Nicolò, che questa sera è qui a Castello Roganzuolo, la splendida frazione di San Fior, per portare che cosa ai bambini? Per portare i doni, per portare felicità e speriamo anche per portare via questo Covid che ci un po' blocca, questa situazione è un po' duretta. È una situazione difficile, però lei ha tutti gli strumenti per proteggere i bambini, per proteggere se stesso, ma lei sotto questa barba ha la mascherina? Certo che ce l'ho la mascherina, eccola qua. E allora per tutti i nostri lettori, per tutti i bambini che seguono il quotidiano del Piave, un saluto speciale da San Nicolò. Beh, un grande saluto e un grande abbraccio virtuale perché non ci possiamo. E proprio oggi che è la giornata del volontariato, questo è volontariato questo. A tutti gli effetti, vero? A tutti gli effetti, sì. Ma qual è il suo programma questa sera? Il nostro programma è di visitare più famiglie possibile, più bambini possibile e farli felici e augurare un prossimo buon Natale. Siamo con Matteo, volontario della parrocchia di Castello Roganzuolo e anche volontario del gruppo che ogni anno realizza il presepe qui all'interno della chiesa. Certo, anche quest'anno, al di là, siamo riusciti a superare tutti gli ostacoli del Covid, allestiremo anche quest'anno il presepio che sarà aperto nella chiesa parrocchiale di Castello Roganzuolo tutte le domeniche dal giorno di Natale fino a fine gennaio, più o meno dalle 15 fino alle 18, tutte le domeniche.